piacere tornare dopo un po' di tempo che non ci si vede a questo nuovo appuntamento con la rete dei comunicatori, quindi ben trovati a tutti voi. Un saluto a Ilenia Zambonin, Agenda Digitale del Veneto. Ciao Ilenia. Ciao, buongiorno. E ben trovato anche Enrico Albertini, giornalista di Bloom, che un po' ci accompagna passo dopo passo in questo percorso. Ciao Enrico. Ciao Domenico, buongiorno. Benvenuto a Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social, che oggi ci racconterà un po' di buone pratiche e un po' ci farà il quadro di quello che succede nella comunicazione digital, soprattutto per quel che riguarda la sfera del pubblico. Benvenuto Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Più tardi ci raggiungerà Luca De Pietro, direttore strategia ICT e agenda digitale della Regione del Veneto. Avete visto che se c'è una certezza, cara Ilenia, rispetto alle tecnologie, c'è che ogni tanto arriva il bug e la sigla era appunto buggata perché oggi Zoom aveva dei problemini con la condivisione. Però insomma, sappiamo che queste cose capitano e chiunque non sbaglia anche nel digital. Allora, che cosa facciamo oggi in questo appuntamento? Un'ora insieme per condividere i percorsi. Faremo un po' il punto su come è andata la campagna dei pagamenti. Ci aiuteranno Ilenia ed Enrico a fare un po' di riassunto e capiremo quali sono le prossime tappe che ci attendono. Poi appunto con Francesco Di Costanzo, segnalo tra l'altro che giusto oggi è uscito un pezzo su Italian Tech, il nuovo progetto editoriale del gruppo GEDI, coordinato da Riccardo Luna, proprio sulle tematiche nelle quali Francesco è specializzato. Insomma, grazie a lui faremo un po' allargheremo un po' lo sguardo al panorama italiano e vedremo anche che cosa possiamo catturare, da quali esperienze prendere ispirazione. Ma io mi fermo qui e lascio la parola a Ilenia Zambonin che con un back to school ci fa un po' un riepilogo delle puntate precedenti e un po' di prospettiva sul futuro. Sì, esatto, back to school perché eravamo rimasti, ci siamo lasciati al webinar prima dell'estate dove abbiamo visto com'è andata la campagna dei pagamenti digitali pubblicata sui siti dei nostri comuni veneti. Adesso invece vorrei farvi vedere, vi condivido intanto il mio desktop, com'è andata la campagna social della nostra, dei pagamenti digitali. Allora, innanzitutto, ecco qua, sì. La durata, la campagna social, quindi sulla nostra pagina Facebook di Agenda Digitale del Veneto, l'abbiamo avviata da agosto a settembre. L'obiettivo ovviamente qual era? Innanzitutto comunicare il progetto a più cittadini veneti possibili, aumentandone la conoscenza e incentivando la scoperta dei nostri servizi proposti. Incentivare pertanto l'utilizzo dei servizi online e quindi del pagamento digitale, non l'ho scritto ma ve lo dico a voce, chiaramente per noi come istituzione anche la visita al nostro sito di Agenda Digitale. Cosa volevamo ottenere da questi post di Facebook sponsorizzati? Allora, ovviamente maggiore copertura, quindi di conseguenza raggiungere più persone possibili e anche ottenere, non solo raggiungere persone, ma anche ottenere un'interazione con loro. Per interazione noi cosa intendiamo? Like, commenti o condivisione dei nostri post. Le visite al sito in modalità retargeting. Che cosa significa? Noi abbiamo attivato questa campagna in modalità retargeting che i contenuti sponsorizzati in questa modalità hanno l'obiettivo quello di raggiungere tutti coloro che hanno visto o interagito con un contenuto relativo alla pagina di Agenda Digitale, quindi non solo con i nostri post sponsorizzati, ma con contenuto qualsiasi, invitandoli poi a appunto visitare il nostro sito di Agenda Digitale. La campagna l'abbiamo divisa in due fasi. La prima fase è durata circa 10 giorni. Siamo partiti con la definizione del pubblico di riferimento. Questo chiaramente abbiamo semplicemente sfruttato l'algoritmo di Facebook che ci ha permesso di mostrare il nostro post sponsorizzato a un gruppo, a 3 diversi gruppi di persone. Innanzitutto a tutti i fan della nostra pagina e a tutti coloro che hanno interagito con la nostra pagina o con i nostri post negli ultimi 2 mesi
e tutti chiaramente i residenti in Veneto che hanno un comportamento simile a coloro che seguono o interagiscono con la nostra pagina. Ecco i post che abbiamo sponsorizzato. Questi post, alcuni se li ricorderanno, l'abbiamo pensata con la nostra rete dei comunicatori, sia il visual, quindi l'immagine dei due signori, e sia il copy. Vediamo com'è andata questa prima fase dei 10 giorni. Allora, innanzitutto vediamo che abbiamo una copertura, quindi siamo riusciti a raggiungere più di 85.000 persone. Sono stati visualizzati più di 250.000 volte e abbiamo generato 4.042 interazioni con i post, tra cui abbiamo 1.537 reazioni. Per reazioni intendiamo like e 22 commenti, poi su questo vi faccio anche una battuta, e abbiamo ottenuto, quindi come risultato, abbiamo visto che sono stati fatti al click su circa 4.500 volte. Vi do anche un altro dato che per noi era interessante, la copertura divisa per età e genere. Come potete vedere da questo grafico, le persone che hanno interagito di più con la nostra campagna sono stati, in questa prima fase, sono stati, eccoli qua, maschi dalla fascia 18-24 e over 65, sia maschi che femmine. Abbiamo attivato, finita questa prima fase, abbiamo attivato appunto la campagna in modalità retargeting, che è durata circa 25 giorni e che appunto ha avuto come obiettivo il raggiungimento dei pubblici individuati durante la prima fase. Nello specifico, che cosa fa Facebook? Facebook mostra il nostro advertising, quindi i post che vi ho fatto vedere prima, a tutti quelli che hanno all'interno dei gruppi appunto individuati, hanno dimostrato una maggiore propensione all'approfondimento attraverso la visita del nostro sito. In questo modo appunto abbiamo potuto attivare una campagna in modalità retargeting, raddoppiando di fatto la pressione pubblicitaria. Ed ecco qua che cosa è uscito. È uscito che i post della seconda fase, ecco, hanno raggiunto quasi un totale, vedete, di 1.400 persone, sono stati visualizzati più di 80.000 volte, hanno generato quasi, eccoli qua, click, hanno generato quasi 1.200 click sui nostri post. Ci sono state 163 reazioni, 7 commenti, e vediamo che come risultato visita al nostro sito sono stati 550. Vediamo anche qua quest'ultima slide che ci dice come è coerente con della prima fase, che vediamo l'età sempre delle persone che hanno visitato il nostro sito, che hanno interagito con i nostri post, sono stati sempre uomini e donne over 65. Chiaramente vi ricordo che la campagna appunto era questa, quindi noi siamo andati proprio volutamente a prendere un pubblico target definito, quindi over 65. So che non voglio dilungarmi troppo perché sono curiosa anch'io di sentire poi Francesco, ma so che questa slide stamattina la commentavamo con Enrico, che è rimasto un po' colpito da questa over 65. Sì, hai ragione Ilenia. Guarda, un paio di considerazioni al volo che farei. Il target che abbiamo visto, abbiamo sempre parlato dell'individuazione del target, quanto sia importante, e abbiamo soprattutto le prime lezioni, per chi ha fatto tutto il percorso, perché alla fine questo è stato un percorso, ormai siamo all'11° appuntamento, quindi c'è una certa consuetudine fra noi. Sì. E vi raccontavo quanto i social sono pervasivi, quanto ormai arrivino in qualche modo a tutti, facciano parte della nostra vita quotidiana, che noi se ne voglia o se ne pensi. E vi abbiamo anche mostrato dei dati all'inizio, però magari questo poteva venire visto spesso come un postulato, cioè una verità indimostrabile, presa per buon senso, è così perché è così. I dati che ci mostrava Ilenia oggi ci fanno capire che in realtà quello che dicevamo è vero, i social arrivano a tutti, possono arrivare anche a una fascia di popolazione che, mi ricordo, qualcuno nei primi appuntamenti diceva: ma è possibile che persone di una certa età che dovremmo coinvolgere? Sì, come vedete è possibile. La seconda considerazione è che
queste slide che Ilenia ci ha mostrato rispondono a una domanda che ci aveva fatto più di qualcuno all'inizio sulle sponsorizzate. Le sponsorizzate bisogna saperle usare, bisogna affrontarle senza avere il timore di sbagliare, perché non esiste una legge scritta, un 2+2 nel mondo dei social, un qualcosa di facilmente verificabile, però sì, alla lunga secondo me sono un investimento che conviene fare e che porta risultati. Ecco, queste sono le due cose che mi restituiva questa presentazione. Sì, aggiungo solo che vi ho detto i commenti li facciamo, ve li dico dopo. Ovviamente è stata una campagna che sapevamo, tocchiamo un argomento un po' particolare che sono i pagamenti, quindi c'è stato anche qualche commento, ma come devo pagare? Sì, semplicemente abbiamo risposto in modo molto istituzionale e gentile, invitandoli a visitare il nostro sito dove era spiegato tutto quanto. Ci sono stati anche dei commenti che chiedevano chiarificazioni e quindi sono stati anche degli spunti per noi per scrivere poi un contenuto dentro il nostro sito magari in maniera più semplice. Beh, ma ben vengano, perché ci dicevamo che i commenti sono un eccezionale feedback gratuito che abbiamo alle nostre azioni. Una volta, per avere questo tipo di feedback, una volta, ancora ora, si pagava, si facevano le indagini di mercato, le indagini di soddisfazione. Quindi ben vengano i commenti, e posso dirti soprattutto quelli critici, nel senso costruttivo, che fa capire che magari un qualcosa non si è magari spiegato benissimo, non è così chiaro. Quindi perfetto, ottimo. Bene, allora grazie a Ilenia e Enrico, torniamo magari in coda. Ricordo a tutti i partecipanti, agli amici della rete dei comunicatori, che in chat potete inserire le vostre domande, ma anche le vostre osservazioni rispetto al percorso, come pure domande, osservazioni, richieste rispetto a quello che ci dirà a partire da tra un minuto Francesco Di Costanzo, che è il nostro ospite di oggi. Lo ricordo, anzi lo dico perché mi sa che non l'ho detto prima, è il presidente di PIA Social, che è la prima associazione italiana di comunicazione e informazione digitale che si occupa in particolare della comunicazione digitale delle pubbliche amministrazioni. Lo fanno attraverso ricerche, momenti di formazione, pubblicazioni. Voglio segnalare tra l'altro il libro che per i tipi di giunti Francesco ha pubblicato, che si intitola Digitale, la nuova era della comunicazione e informazione pubblica. Allora, a Francesco abbiamo chiesto proprio di raccontarci quali sono i tratti che caratterizzano questa nuova era della comunicazione pubblica, offrendoci anche qualche spunto per capire cosa succede in Italia e che cosa fanno quelli che rappresentano le migliori pratiche nel paese. Francesco, quindi ricordando appunto che la chat è aperta per domande e richieste, ti cedo subito la parola. Eccoci, grazie, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare Ilenia e tutti voi per l'invito, mi fa molto piacere essere qui, ovviamente Agenda Digitale del Veneto e Regione. Io comunque vi seguo, insomma, e quindi sono contento di essere qui con voi stamattina. Cercherò di fare un po' il punto sulla situazione di oggi. Il libro che hai citato e ti ringrazio, considerate che è stato presentato a maggio e quindi chiuso intorno a fine febbraio, e quindi oggi bisognerebbe già scriverne un altro, diciamo, per tutto quello che c'è stato nel mezzo. Però l'idea del libro, due parole proprio sul libro, era mettere nero su bianco il tanto che è successo dal 2015, quando noi abbiamo iniziato come semplice gruppo di lavoro tra colleghi, comunicatori, giornalisti, social media manager, che avevano capito che diciamo la comunicazione digitale era e poteva essere fondamentale anche per le pubbliche amministrazioni, fino ad oggi. Quindi è l'idea di voler anche, e scrivendolo, insomma, anche io stesso mi sono, diciamo così, ricordato di tutti i passaggi che ci sono stati e del fatto che i primi tempi in cui si parlava di utilizzo dei social per l'utilità, per la comunicazione pubblica, per il servizio al cittadino, c'erano dei muri molto alti,
all'interno delle stesse pubbliche amministrazioni, anche da persone appunto che fanno e facevano questo lavoro, cioè quindi comunicatori, giornalisti e via dicendo. Quando iniziavi a parlare di social, la paura e i muri crescevano, molto probabilmente anche per un po' di cose che ha detto Ilenia prima, cioè che tu ti apri tanto ai cittadini, sei effettivamente molto più trasparente, diciamo così, rispetto anche ad altre modalità di comunicazione, perché se tu racconti una cosa sbagliata, 2 minuti dopo c'è subito la dimostrazione che non è così, con una foto, un video, un messaggio e via dicendo. Quindi questo impone evidentemente un lavoro diverso, anche più impegnativo, aggiuntivo, e quindi anche per chi fa questo mestiere orari diversi, flessibilità, dover rispondere magari al cittadino la sera quando uno è a casa e via dicendo. Quindi c'è anche un tema di, e poi lo affrontiamo dopo, cioè proprio di completo cambio del modo di lavorare quotidiano. Però al di là di questo, insomma, negli anni, dal 2015, ripeto, quando abbiamo iniziato, poi nel 2017 è nata proprio l'associazione Pia Social come struttura nazionale, fino ad oggi, quando aggiungo che è nata anche la Fondazione Italia Digitale, presentata 2 giorni fa a Roma, che è un altro elemento del percorso di Pia Social, che ne è fondatore insieme ad altri player e che allarga ulteriormente il lavoro a tutti i temi, a tutte le tematiche del digitale, oltre alla comunicazione. Però ecco, in questo percorso io devo dire che abbiamo raggiunto vari risultati. Il risultato principale, per quanto mi riguarda, è la consapevolezza, perché oggi, quando appunto, come stiamo facendo anche stamattina, però quando facciamo appuntamenti di divulgazione, di formazione, quando parlo con le persone, ho la fortuna di girare tutta Italia parlando con amministrazioni, professionisti e via dicendo, cioè non c'è più quel clima che c'era all'inizio di dire ma perché dobbiamo usare i social. Ecco, oggi fortunatamente siamo su un livello diverso, addirittura dopo la pandemia secondo me siamo andati ulteriormente sul livello ancora più impegnativo ma di qualità, perché se devo brevemente fare i passaggi, noi quando abbiamo iniziato si parlava di quantità, quindi dovete stare sui social network. E un altro principio famoso, diciamo così, di Pia Social, che era stare dove sono i cittadini, che comunque secondo me rimane, diciamo, un principio fondamentale, diciamo, a prescindere poi dal livello di qualità della comunicazione social. Però anche lì, anche noi, io stesso, puntavamo a dire dovete stare sui social. Oggi questo problema, tra virgolette, qui non c'è più, perché la maggioranza, direi quasi tutte le amministrazioni, hanno una presenza, che sia con un account, un profilo, più profili, una presenza diciamo varia e diffusa, una presenza più piccola, però più o meno, diciamo così, non abbiamo il problema della quantità. Successivamente abbiamo affrontato il problema della qualità, che è ancora attuale, cioè non basta più esserci, bisogna saperci stare bene e conoscere quelle che sono le piattaforme, le funzionalità, le opportunità, i linguaggi e tutto quello che rappresenta un canale social, una chat, che poi tra l'altro noi purtroppo, lo dico sempre, continuiamo a parlare di nuova comunicazione, ma parlare di Facebook, ad esempio, come canale nuovo è quanto meno curioso, ecco, diciamo così, ma lo facciamo anche noi perché è per intendere, no, uno sviluppo, un modo diverso di intendere la comunicazione pubblica. Però appunto anche in questo caso un conto è essere su Facebook, un conto è essere su TikTok, un conto su Instagram, su LinkedIn, Twitter e le chat, poi un altro mondo ulteriormente, WhatsApp, Telegram, Messenger e via dicendo, senza fare tutto l'elenco, anche se appunto
vi racconterò un po' di cose anche in questo senso, però cioè, la qualità significa anche conoscere lo strumento su cui siamo, saperlo usare al meglio, avere professionalità dedicate, usare il linguaggio adeguato, sapere come far sì che il messaggio di una pubblica amministrazione possa essere più forte, più virale, più adeguato al mezzo rispetto anche a chi, per esempio, fabbrica la famosa disinformazione. Cioè noi, la fonte ufficiale, per essere più forte, oltre ad esserci ovviamente, perché quando non c'è, cioè si elimina da sola anche l'occasione di entrare nel dibattito e portare le notizie corrette, ma quando c'è lo deve saper fare bene, perché altrimenti appunto c'è il rischio che chi gestisce bene questi strumenti possa sostituirsi o comunque, tra virgolette, ingannare il cittadino con notizie scorrette, comunicazione scorretta e via dicendo. Consideriamo anche che ancora sono nel pre-pandemia, cioè già nel pre-pandemia con i dati del nostro Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale, tu dicevi che noi facciamo appunto questa attività con formazione, divulgazione, eventi nazionali e locali e appunto ricerca con l'osservatorio, già quasi l'80% dei cittadini chiedeva di avere informazioni, comunicazione e servizi attraverso questi strumenti, quindi attraverso le piattaforme social e digitali in generale. Con la pandemia evidentemente questo è cresciuto ancora, siamo sopra l'80%, però al di là dei numeri, cioè questo è un segnale di come i cittadini nel tempo si sono posizionati appunto in una situazione di richiesta di questo tipo di attività, perché se la PA innova in questo senso, il cittadino, chi più velocemente, chi un po' meno, però arriva ed è contento di questa novità, perché questo semplifica la giornata. Io dico sempre, se con un post, un tweet, un messaggio in chat risolviamo anche un piccolo problema quotidiano al cittadino, questa capite che è la rivoluzione del rapporto settore pubblico, PA, cittadini. Quindi, e c'è anche una predisposizione, questi sono dati invece più attuali, ve li cito subito, che abbiamo presentato appunto 2 giorni fa per la presentazione della fondazione, c'è proprio una considerazione del digitale, in questo caso a 360 gradi, come opportunità dal 75% degli italiani, e oltre il 90% chiede che sia fatto un grande piano di cultura digitale. Quindi questo non significa che il 90% degli italiani ha le competenze, perché lì c'è un altro tema. Significa però che è predisposto ad averle o è predisposto a sfruttare le occasioni che il digitale, insomma, non sto qui a sottolinearle, ha in tutte le sue forme, anche grazie al grande lavoro di comunicazione e informazione digitale, perché, e arrivo appunto all'oggi, la pandemia ha acceso un riflettore enorme su tutti questi temi e lo sappiamo, ha accelerato nei numeri e anche nella consapevolezza, però, come dire, ha accelerato sempre con un'idea emergenziale, cioè di risposta emergenziale. Noi oggi, spero presto si potrà smettere di parlare di pandemia, ma comunque siamo effettivamente in una fase nuova di rilancio, di ripresa, con un PNRR che prevede risorse, direi mai viste negli ultimi anni, sul tema, quindi sul digitale, ma in generale per il paese. Ecco, in questa situazione qui noi dobbiamo fare lo scatto che mancava quando abbiamo iniziato e tuttora manca, cioè di rendere strutturale questo tipo di realtà, perché, e arrivo alle buone pratiche, fin da quando noi abbiamo iniziato, le buone pratiche sono nate per la sana improvvisazione, dico io, di tanti ottimi professionisti che in giro per l'Italia, senza differenze tra nord, sud, centro,
hanno spinto perché questo tipo di comunicazione fosse anche la comunicazione del proprio ente. Quindi hanno avuto la sensibilità, l'intraprendenza, come dire, la decisione, l'insistenza di convincere anche i vari vertici politici, amministrativi e via dicendo della bontà di questo tipo di lavoro. Questo poi è stato accompagnato dai risultati, come faceva vedere anche Ilenia, cioè che arrivano poi, se tu fai un lavoro dedicato sui social network, risultati che poi anche a chi, lo dico sinceramente, è stato un po' più distratto nella prima fase e ora più attento, quindi penso alla politica e anche a livello di alti dirigenti della pubblica amministrazione, cioè quando poi vedi i risultati, cioè che lì i cittadini ci sono davvero, stare dove sono i cittadini e sono lì, ma non perché glielo ha scritto Colau e allora ci vanno, per fare un esempio stupido, ma perché ci sono a prescindere. Quindi noi, e questo era il nostro principio iniziale, dobbiamo assolutamente andarli a trovare lì e offrirgli il servizio migliore possibile grazie a canali che il cittadino usa a prescindere. Dopodiché da lì possiamo far sì che il cittadino utilizzi anche dei canali propri, no, dell'amministrazione, dall'app al sito web e via dicendo, insomma, piattaforme digitali di vario tipo dove magari si risolvono meglio anche altre problematiche che per esempio sono venute fuori nel corso degli anni, tipo la privacy, no? La gestione di varie cose delicate che si può fare col cittadino, però vi assicuro, e vengo alle buone pratiche, per esempio durante la pandemia tantissimi comuni e amministrazioni hanno utilizzato canali come WhatsApp, ad esempio, non solo per dialogare su tutto sostanzialmente con i cittadini, ma anche per esempio per consegnare i buoni spesa, no? Nel corso della pandemia. Lo hanno fatto ad Ancona, a Napoli, a Bagheria, in tantissime realtà italiane. Questo perché? Perché il cittadino, ripeto, se tu gli semplifichi la vita non è che è contrario. Cioè, se tu hai la possibilità di dargli un servizio che funziona e che gli risolve, ripeto, il problema grande o piccolo che purtroppo prima o poi in qualche modo, no, con la PA, chi meno chi più ci abbiamo tutti a che fare, no, dalla PA locale alla PA nazionale. Quindi se il cittadino è consapevole che dall'altro lato c'è una risposta e c'è una risposta vorrei dire paritaria, no? Cioè c'è un dialogo paritario tra un'amministrazione e un cittadino e quindi non è la PA quell'elemento lontano, quell'elefante che si muove lentamente, che è la percezione purtroppo che ci siamo portati dietro per una vita, no? Questi strumenti hanno imposto anche un cambio in questo senso. Cioè, ripeto, non so se riesco su questo a focalizzare il punto, ma cioè tu parlare su WhatsApp o su Messenger o su Telegram con una PA, così come facciamo tutti noi nel nostro privato, è un qualcosa di straordinario rispetto alla percezione che compreso il sottoscritto, tutti i cittadini avevano di una PA lontana, con cui non si può dialogare, con cui ci vuole un sacco di tempo per avere delle risposte e via dicendo. Io mi ricordo il mio secondo libro che si chiamava WhatsApp in città, ormai da tempo, c'era un caso, il comune di Biella, che oggi è tra l'altro una delle buone pratiche italiane anche nel settore, diciamo, della comunicazione digitale, aveva inizialmente lasciato anche su WhatsApp la regolamentazione che aveva per esempio per le email, no? Entro 30 giorni rispondiamo. Capite che questi strumenti, ovviamente poi l'hanno aggiornata, però diciamo questi strumenti hanno cambiato proprio il modo di lavorare, il modo di porsi
nei confronti del cittadino. Sulle buone pratiche, appunto, intanto vi parlavo di WhatsApp. Voi probabilmente sapete che in Italia ci sono delle straordinarie pratiche di utilizzo di WhatsApp, quella secondo me qualitativamente superiore, che è il one-to-one, quindi banalmente mi metto in chat come comune, come regione, come azienda sanitaria, e come tutti noi ho un numero di telefono e dialogo, il cittadino mi può scrivere e io gli rispondo. Questo, il comune di Ancona, ad esempio, è un esempio che esiste ormai da anni e che per esempio l'abbiamo portato anche a livello internazionale con l'OCSE come esempio di pratica molto importante in questo senso, ma lo fa il comune di Arezzo, Cagliari e tante altre amministrazioni italiane. Grazie, diciamo, alla comunità che si è creata, alla community e comunità anche di PR Social, la buona pratica di un comune come Ancona è stata replicata in altre situazioni, perché c'è un confronto costante sul lavoro che viene fatto, e questo porta alla nascita di altre buone pratiche che spesso superano anche il maestro, diciamo così, no? Diventano ancora più buone e diventano buone pratiche da diffondere. Questo è successo ad esempio recentemente appunto col comune di Trebisacce, che parlando con Arezzo, Ancona ed altri ha attivato i canali sulle chat, WhatsApp e anche Telegram. Telegram è un altro esempio straordinario che per certi versi ha funzionalità anche più utili per una PA o comunque aggiuntive per una PA rispetto a WhatsApp. Penso ai canali pubblici, no? Dove non ci sono limiti di numero e dove si può fare appunto in questo caso un'informazione broadcast anche su WhatsApp con dei limiti, e che però quello è ovvio, è una modalità, io ti mando il messaggio e tu se vuoi lo ricevi, però non c'è un dialogo, no? Su Telegram ovviamente si può anche dialogare, però quello che ha funzionato di più negli anni è stato la nascita di tantissimi canali pubblici, dai ministeri ai comuni, alle regioni. Ce ne sono veramente tantissimi che funzionano, i vigili del fuoco, insomma ci sono veramente tanti canali di questo tipo, così come Messenger, dove negli anni si è sviluppato, che è la chat di Facebook, si è sviluppato una doppia modalità, cioè c'è la modalità solo umana, chiamiamola così, cioè con una struttura dietro che risponde ai messaggi, come ha fatto ad esempio un caso molto famoso, quello dell'Agenzia delle Entrate, non su tutto, ma su alcune tematiche tipo la precompilata ed altre cose. E poi c'è anche la modalità bot, e quindi l'intelligenza artificiale applicata alla comunicazione, cioè avere la possibilità magari su un numero di domande, diciamo di quelle cose più richieste, di avere anche una risposta automatica con dei link, con delle possibilità di approfondimento. E in questo caso di Messenger è successo che è stato fatto in un modo o in un altro, anche mixando le due modalità, no? Cioè dare, che ne so, 10 risposte automatiche sulle cose di maggior interesse dei cittadini, più richieste dai cittadini, e poi avere però anche, diciamo così, una redazione, una parte umana dietro per le domande che vanno oltre quel tipo di realtà. Potrei farvi l'esempio di LinkedIn, che è una piattaforma che tra l'altro è arrivata, mi pare, l'INPS in questi giorni su LinkedIn, roba di qualche giorno, ma c'è l'Agenzia delle Entrate, il Garante, Privacy, ci sono tantissime realtà, tanti comuni, aziende sanitarie. Lì, diciamo, noi per esempio abbiamo fatto un percorso, quello era pre-pandemia, per raccontare proprio insieme a LinkedIn il fatto che questa piattaforma ormai già da anni non è più solo una piattaforma di tipo professionale, lo resta ed ha sempre
la sua maggiore incidenza in quello, nell'offerta, nella proposta di lavoro, ma ormai da anni ha delle funzionalità, dalle live la risposta, no, il pollicione, via dicendo, la risposta ai post, ma anche nel modo di usarlo abbiamo visto che c'è un utilizzo delle immagini, dei video diverso da quello che poteva essere precedentemente. Anche le amministrazioni su questo hanno investito, perché poi lì magari c'è un audience più attenta a leggere il contenuto che tu porti sulla piattaforma, no? Rispetto al solo impatto immediato dell'immagine, del video e via dicendo. Francesco, ti interrompo un attimo perché nel Sì. frattempo è arrivata una domanda dal comune di Padova e so che anche Ilenia ne ha un'altra, allora facciamo un attimo un pit stop e io ne ho una terza, e così organizziamo i prossimi 10 minuti di intervento. Intanto invito chi ha altre domande a scriverle in chat. Allora, dal comune di Padova, da Francesca Saracino, ti si chiede se c'è qualche esperienza sull'automazione di WhatsApp, quindi Business API e chatbot. E Francesca Saracino dice: come comune di Padova abbiamo avuto difficoltà per l'attivazione in quanto settore governativo. Poi so che Ilenia aveva una domanda relativa invece a un altro social. Ilenia, vai tu intanto. Sì, volevo chiedere a Francesco, visto che parlava anche appunto adesso di immagini, di video, e noi con la rete dei comunicatori una riflessione che avevamo fatto era anche quella di prendere in considerazione di aprire dei canali Instagram, ma non siamo così certi che Instagram possa funzionare anche con una pubblica amministrazione. Secondo te, tu hai visto che magari altri comuni l'hanno fatto, c'è un riscontro? Ti dico, l'ultima campagna che abbiamo fatto noi su Facebook, della campagna dei pagamenti, è andata anche su Instagram. E abbiamo avuto un interesse, cioè, che non ci aspettavamo, cioè tantissimi like. Secondo te possiamo prendere in considerazione che come pubblica amministrazione l'attivazione di un canale Instagram, o al momento non è così utilizzabile secondo te? Quindi tema WhatsApp, tema pro e contro di Instagram. Aggiungo una domanda un po' più di sistema. Cioè, ci hai raccontato fin dall'inizio che insomma molte iniziative partono da un fatto emergenziale o comunque episodico. Allora, come si fa a cristallizzare quello che è emergenziale e a costruire una roadmap che porta a delle soluzioni che diventano strutturali, sistemiche? Allora, intanto ho letto la chat che prima non avevo letto, quindi saluto anche Davide Pavanello, che ho visto che ha scritto in chat. Parto da Francesca. Allora, Francesca chiedeva, allora, lì c'è per esempio un'esperienza del Comune di Milano, nata nel corso dell'emergenza Covid, ed era nata con appunto API e chatbot e via dicendo, proprio per dare informazioni legate al Covid. Questo perché? Perché Facebook a livello mondo, quindi non è una questione italiana, questo tipo di lavoro lo faceva solo con i governi, quindi a livello, diciamo, di stati, non di singole amministrazioni, quindi faceva un lavoro a livello di stati. L'Italia è stata particolare in questo senso perché il governo italiano non lo ha fatto questo, e allora in Italia è stato preso, no, questo non so dirvi perché, però credo comunque ci fosse da parte di Milano una spinta in questo senso, e quindi è stata presa una città grande su cui testare quel tipo di realtà. Dopodiché ne sono nate altre, per esempio nel settore della sanità in Toscana, l'azienda toscana nord-ovest, nord-est, scusate se non sbaglio, e su questo poi se mi scrivi posso anche recuperarti alcune cose. Quindi ora questa cosa qui, diciamo, si può iniziare a parlarne con Facebook di questo, però effettivamente
in quel senso lì ancora non è diffusissima la cosa, cioè c'è un utilizzo di WhatsApp normale, tra virgolette, ma non quello che chiedevi tu. Nel frattempo poi casomai dopo ti provo a cercarti il link anche dell'azienda sanitaria, così te lo mando in chat. Per quanto riguarda Instagram, Ilenia, secondo me sicuramente sì, nel senso che ormai Instagram, a differenza di TikTok, che appunto stavo per affrontare prima, dove ancora vedo molta difficoltà da parte delle pubbliche amministrazioni nell'utilizzarlo in modo massiccio, diciamo così, cioè esistono realtà anche su TikTok, però c'è proprio una modalità, un linguaggio dove la PA sta facendo fatica, però anche lì secondo me bisognerà investirci un po', nel senso che quando hai dei numeri così importanti come quelli che ha raggiunto ormai TikTok, secondo me anche la pubblica amministrazione deve sforzarsi di trovare una via, un linguaggio, una modalità di utilizzo che sia adeguata alla piattaforma, perché altrimenti non funziona, e che però appunto faccia sì che la PA ci possa stare bene. Tra parentesi, visto a questo punto lo dico nella risposta a te, per esempio lo hanno fatto l'ordine degli infermieri con TikTok, ha fatto una bella cosa usando anche dei filtri ad hoc per raccontare cosa fanno gli infermieri con modalità diverse. Ovviamente era legata al discorso del Covid, ci sono gli Uffizi che fanno un grande lavoro animando le opere con dei mini video che vanno su TikTok, anche affrontando temi d'attualità. Grazie al confronto, come vi dicevo prima, tra Uffizi e Museo Marta di Taranto, è nata l'esperienza del Museo Marta di Taranto, che è ovviamente completamente diversa da quella delle gallerie degli Uffizi, però hanno trovato la modalità. Su Instagram esistono tantissimi comuni italiani, grandi e piccoli, cito Firenze perché è la mia città, ma ce ne sono tantissimi che fanno un bel lavoro, e quindi io credo di sì, cioè lì si tratta ovviamente di portare i contenuti in modo diverso, quindi andando a sfruttare le opportunità di quella piattaforma, no? Ormai reel, storie, anche se le storie secondo me andranno piano piano a scomparire, no? Perché ormai appunto proprio per la battaglia tra virgolette con TikTok, quello che va è quel mini video di quel tipo lì, no? Quindi però io credo che su Instagram per una pubblica amministrazione gli spazi ci siano, e insomma io se dovessi darvi un consiglio ci investirei, perché comunque del mondo Facebook è oggi la piattaforma più giovane, più utilizzata anche da una certa fascia d'età, e quindi visto che voi comunque utilizzate anche Facebook, credo che sia sicuramente un qualcosa da implementare, su cui investire. Sull'ultima domanda, diciamo che allora, vi ho detto, prima c'è stata la sana improvvisazione, poi c'è stata l'emergenza, oggi dobbiamo renderla strutturale. Come si fa a renderlo strutturale questo lavoro? Allora, noi ci stiamo provando in tutti i modi, ad esempio a riformare la legge di settore in senso digitale, quindi la 150, che è la legge attualmente tuttora in vigore sui temi della comunicazione e informazione pubblica, che ha un modello che sicuramente nel 2000, quando è stata approvata, è stata una conquista importante e aveva il suo senso anche rispetto a come si lavorava in questi uffici nel 2000. Nel 2021 è strasuperata dagli eventi, dai fatti, dalle professionalità che sono in campo, dal modo di lavorare quotidiano. Quindi questo è un primo punto su cui insomma noi stiamo lavorando praticamente da sempre. Dei passi avanti sono stati fatti, perché nel 2020, proprio nell'anno della pandemia,
si è arrivati ad un documento comune di tutte le organizzazioni della comunicazione, del giornalismo e via dicendo. Oggi si tratta di farla, e quindi per questo appunto anche il pezzo che vi ho messo in chat era diciamo in questo senso, perché non so davvero cosa debba succedere oltre quello che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo per far capire che professionalità, come vi dicevo prima, come il social media manager, forse sarebbe l'ora di inserirle a pieno titolo dentro la pubblica amministrazione con un riconoscimento formale, con il giusto ruolo per un ruolo che è di grande responsabilità rispetto a quello che si scrive, che si fa quotidianamente e, come dicevo, al dialogo col cittadino. Non so cosa debba succedere ancora per avere un modello organizzativo diverso che non sia più a compartimenti stagni, ovvero portavoce, ufficio stampa, URP e comunicazione, che ormai o lavorano insieme o non fanno un bel lavoro. Quindi questo non significa non voler valorizzare le varie professionalità in campo, anzi significa volergli dare più ruolo e volerle organizzare meglio, perché l'obiettivo nostro di tutto quello che stiamo dicendo anche qui è il servizio al cittadino. Per farlo bene su queste piattaforme, su questi strumenti, l'unico modo che però già oggi viene fatto in modo, ripeto, anche senza avere un modello organizzativo e una legge di riferimento, l'unico modo per farlo è l'integrazione delle professionalità, la redazione unica e diffusa, questo perché poi quando noi andiamo a rispondere ad esempio su Twitter a un cittadino, noi stiamo facendo di tutto, non stiamo facendo solo l'ufficio stampa o solo l'ufficio comunicazione, considerando anche che al cittadino non gliene può interessare di meno se a rispondere è un giornalista, un comunicatore, un social media manager, uno che sta all'IT o un'altra cosa. Il cittadino Francesco vuole la risposta, insomma, è il servizio quotidiano. Grazie Francesco, questo approccio olistico alla comunicazione che non è orpello ma è qualcosa di generativo e auspicabilmente risolutivo è sicuramente come dire, una grande stella polare che dobbiamo seguire. Io vorrei tirare in ballo Luca De Pietro, che lo ricordo è direttore strategia ICT e agenda digitale del Veneto della Regione del Veneto. Ben trovato Luca. Buongiorno Domenico e Buongiorno. un caro saluto a Francesco che era da un po' che non vedevo. Niente, Ciao. volevo tirarti in ballo, dicevo, per così, una prima reazione a caldo. Io sono convinto che Francesco Di Costanzo lo reincontreremo più volte nel nostro futuro. E niente, a te Luca la parola. Allora, io ho sentito Francesco con molta attenzione e avevo un dubbio esistenziale che vorrei proprio... Sono sicuro, intanto confermo che sicuramente lo dovremmo rincontrare per il suo impegno, per la sua professionalità e sta facendo moltissimo in quest'ambito, quindi sicuramente sì. Però un dubbio che mi viene in mente quando ho sentito Francesco che giustamente invocava che cosa dobbiamo aspettare, cosa dobbiamo attenderci adesso, visto quello che abbiamo capito, le potenzialità. Ma non è che parte del problema, scusate se è dentro l'organizzazione, perché nel momento in cui noi ci prendiamo un social media manager che risponde a WhatsApp, a Twitter, a Instagram, a Messenger, in realtà lui risponde, ma per dare una vera risposta poi si deve girare, deve andare dal suo collega della mobilità, dei trasporti e dire ma questa richiesta, a parte una prima introduzione, che cosa devo dire? Questo in realtà è, come dici tu, è un profondo cambiamento, cioè stiamo dicendo che dobbiamo, come hai detto correttamente tu, superare i silos, ma dobbiamo veramente pensare che o lavoriamo per processi trasversali in cui l'importante è adesso rispondere, nel senso dare una risposta efficace al cittadino, facendo uno streaming di tutti i soggetti coinvolti, oppure rischiamo sì di portarci dentro una figura, ma che poi in realtà non riesce a fare appieno il suo lavoro. Vado? Ok. No, ma io sono d'accordo. Infatti, quello che dicevo prima sui nuovi modelli organizzativi è proprio questo, cioè
Non si può pensare che un social media manager possa fare un bel lavoro se non c'è una redazione diffusa, un lavoro comune con la comunicazione interna, con, passatemi il termine, le varie antenne all'interno delle amministrazioni che possono darti una risposta nei tempi che gli strumenti richiedono, perché come dicevo prima, se tu mi attivi un canale sui social e mi rispondi dopo 3 giorni, non va, cioè non funziona, non è adeguato a quello che anche il cittadino stesso, quando sta su questi canali, si aspetta. Quindi io sono d'accordo con te, però, come dire, in Italia per fare queste cose purtroppo ci vuole una legge di riferimento, qualche obbligo, se possibile, nel dover implementare un certo tipo di organizzazione e soprattutto, e noi l'abbiamo perché è sempre lì inserito appunto tra i punti di questi punti per la riforma, un monitoraggio costante della riforma, monitoraggio e aggiornamento costante, quindi vedere chi va avanti, chi è virtuoso, chi meno. Poi questo, insomma, qui lo dico, ma lo ridico anche, la politica è meno, diciamo, sensibile alla parte di sanzioni perché poi portano altri problemi da quel punto di vista, però è evidente che come è successo con la 150, se tu fai una legge, la lasci lì, dici vediamo che succede, siamo nel 2021 e ancora risulta sostanzialmente in moltissimi casi inapplicata. Quindi questo è un tema. Poi io penso che quello che dicevi tu si colleghi in modo molto profondo a un tema generale di cultura digitale che deve entrare anche dentro le amministrazioni e che non è solo un tema di comunicazione ovviamente, però per cui poi all'interno questo tipo di pensiero, no, chiamiamo pensiero digitale, non sia come dire la parte innovativa che qualcuno ha, ma sia il modo di pensare, cioè il modello organizzativo e di pensiero della pubblica amministrazione. Quindi questa è la parte ovviamente più difficile, però se non iniziamo a mettere, no, dei punti fermi, si continua un po' ad affidarci, ripeto, a tante persone, e fortunatamente ne abbiamo veramente tante che sono sensibili, professionali e che stanno facendo un grande lavoro, e però dobbiamo aiutarle, cioè dobbiamo creare il sistema, diciamo così. Noi proviamo ad aiutarli anche con questa comunità, cioè questa iniziativa che Sì. è partita ormai 1 anno e mezzo fa, è fortemente voluta anche da dottoressa Taboni, da Ilenia, va proprio in questa direzione, provare a mettere assieme queste competenze, creare rete, coltivarle, crescere assieme, grazie all'aiuto anche a Domenico, di Enrico, di tanti altri, di te oggi, di altre testimonianze, proprio perché crediamo che soltanto stando in rete riusciamo anche a superare dei limiti. C'è l'altra piccola domanda, poi magari. Sì. Nelle buone pratiche che tu hai visto, hai trovato dei casi di gestione associata? Te lo dico perché in Veneto abbiamo 563 comuni, di cui 350 sotto i 5.000 abitanti, in cui ovviamente il personale è estremamente risicato, magari anche purtroppo a causa del blocco del turnover a una certa età, e quindi riuscire a trovare delle forme di aggregazione anche di queste funzionalità potrebbe essere un modello interessante per incentivarlo e per diffonderlo. Sì, esistono, per esempio in Toscana ci sono vari gruppi di comuni che si sono messi insieme, cioè diciamo hanno creato, no, degli account di riferimento di un gruppo di comuni sia in provincia di Prato che nel Chianti ad esempio, però ne esistono anche altri, ora magari non mi vengono in mente al momento, però ce ne sono vari in Italia, proprio perché magari anche a livello di risorse umane dedicate si affidano, che ne so, a una persona unica che gestisce queste cose per tutti, però capite, i risultati sono buoni perché
comunque la presenza c'è, quindi i cittadini di quel territorio, magari facendolo da solo il piccolo comune non riesce, anche se devo dire la verità che esistono anche tanti piccoli comuni che invece lo fanno anche bene, ovviamente nella loro dimensione. Però sì, anche questo era un elemento inserito nel progetto di riforma, perché spesso ci veniva detto bellissimo questo modello organizzativo, tutte queste belle figure professionali, però noi ce ne abbiamo una sola che fa tutto. Quindi giustamente, ma la conosciamo la realtà della pubblica amministrazione e non pensiamo che anche nei ministeri ci siano poi tutti questi staff incredibili di redazioni con 100 persone a fare questo lavoro, quindi ma infatti noi abbiamo detto accorpate, fate il lavoro insieme, utilizzate una figura che vi dia, però è anche un modello, ripeto, di cambio di mentalità del tipo di lavoro, anche se uno da solo deve ragionare in quei termini lì, cioè di fare il servizio al cittadino sfruttando questo tipo di realtà. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie ancora Francesco. Siamo veramente in chiusura, andrei avanti 10 ore, ma non lo possiamo fare. Quindi torno su Ilenia, così per tirare un po' le fila, ma anche per darci i compiti per casa e i prossimi appuntamenti. Esatto, allora noi la cadenza nostra è sempre mensile, magari questa volta slittiamo di qualche giorno perché stiamo pensando di fare un incontro fisico, magari i primi di dicembre, e chiaramente inviteremo anche Francesco, speriamo che possa venire perché io avrei altre mille domande da fargli e quindi magari sarà un'occasione per farle ai primi di dicembre. Ecco Ilenia, scusa se ti interrompo, a Francesca che mi sta scrivendo sulla questione WhatsApp, se volete passargli i miei contatti e tutto per questa questione qui, ci provo a darle una mano. Grazie, certo. Bene, allora io ringrazio Francesco Di Costanzo e grazie a tutti voi, Leni, Enrico, Luca e a tutta la rete dei comunicatori che ogni volta si attiva in maniera così felice. Appuntamento allora alla prossima e per intanto buona giornata a tutti. Grazie. Presto, buona giornata. Ciao.